Allora, ospite delle nostre chiacchierate via Zoom, Alessandro Piavani. Come stai, Alessandro? Ciao, bene, come stai tu, Andre? Bene, Tutto bene. bene? Ricordi dove ci eravamo visti l'ultima volta? Hai voglia, Venezia, Sì. Eh sì, a Venezia. settembre. Esatto, esatto. E tra l'altro avevamo iniziato a parlare di Blocco 181, ma non potevi praticamente dire niente, potevi dire solo il titolo e che c'era dietro Salmo. Invece adesso, finalmente, Possiamo dire quello che... esatto, arriva su Sky e Now e possiamo dire quasi, vabbè, non tutto, insomma, non allarghiamoci, ma io volevo partire soprattutto dal tuo personaggio, Ludo, che è un personaggio fantastico. Allora, Ludo, sì, Ludo è un personaggio... Allora, Blocco 181, i protagonisti sono questi tre ragazzi, che sono appunto Bea, interpretata da Laura Osma, Madi, Grandissima, Andrea Dodero, grande. Madi, Andrea Dodero e poi Ludo, che sarei io. Ci sono tre E, mondi diversi, ognuno porta un mondo diverso praticamente. Esattamente, sono tre mondi completamente diversi. Ludo e Madi, già amici di vecchia data, nonostante a loro volta appartengano a due mondi completamente diversi, perché abbiamo Madi da una parte che viene dal blocco, quindi dalla periferia, e invece Ludo che viene dalla Milano bene, no? Dalla Milano più centrale e borghese. E che incontrano un giorno Bea, che fa parte di un mondo ancora più diverso, che è il mondo dei latinoamericani, il mondo della pandiglia, della gang sudamericana che appunto viene a vivere nel quartiere, nel blocco, e quindi c'è questo scontro, questa guerra, diciamo, per il, come si dice, il mantenimento del controllo del territorio e quindi anche uno scontro tra due culture, quella italiana e quella sudamericana, Esatto, e esatto. lo scontro tra due famiglie. E in questo scontro però ovviamente, cioè ovviamente no, però malgrado questo scontro questi tre ragazzi diventano unitissimi, super amici e poi anche amanti, diciamo. E quindi fondamentalmente è una storia d'amore. Blocco 181 è una storia di tre ragazzi che cercano il loro posto nel mondo e che cercano di superare le difficoltà del mondo più grande di loro, fondamentalmente, no? Del mondo Sì, totalmente. Tra degli, l'altro, degli... esatto, tra l'altro Alessandro, c'è proprio tutta la parte crime a fianco di questo rapporto tra loro tre, no? Come dicevi tu, che è proprio un altro mondo, quasi un po' la purezza che non hanno nelle loro vite precedenti, o no? Esattamente, ed è un po' quello che li spinge alla ricerca di un qualcos'altro, ed è forse anche la cosa che li differenzia di più da tutti gli altri adulti, no? Che sono presenti nella serie, che sono Alessandro Tedeschi, Alessio Praticò, Salmo, Maurizio Salvo. Maurizio, che invece forse hanno perso, come personaggi, perdono di vista il senso di libertà, il senso di ricerca di un posto del proprio posto nel mondo, sono un po' più rassegnati. Invece questi ragazzi sono sognatori, sognano qualcosa di meglio, no? Qualcosa di meglio per loro, chiaramente, qualunque cosa Certo. significhi. E, e in questo senso forse Ludo tra i tre è quello che è ancora più sognatore Sì, è anche un po' e ragazzone. crede... Come? È ancora un po' ragazzone anche, si vede, no? Cioè, Esatto, si sì, era... esatto. Esattamente. E quindi anche quello che mi piaceva di Ludo era il suo... nonostante non sappia bene, perché comunque lui non sa appunto, qual è il suo posto nel mondo, non sa cosa vuole fare, non sa come ottenerlo, però sa una cosa, sa che ama questi due ragazzi e sa che l'affetto e l'amore che prova per loro è di una potenza tale che in qualche modo supererà qualunque ostacolo. Chiaramente appunto è innocente, ingenuo forse, no? Nel suo modo di viverlo questo amore, però è sicuramente quello che ci crede un po' di più. Sì. E forse anche perché è anche quello che meno scontato sembra che, cioè, forse per lui sembra di primo acchito meno scontato, no? Che voglia rifarsi, che voglia... se per Bea è chiaro, no? Il Sì. percorso, il fatto che si voglia staccare da quello che la sua gang vuole per lei, o Madi invece che vuole riscattarsi dal mondo in cui vive, magari no, Ludo che ha una vita più agiata, che insomma di certo non gli mancano i mezzi,
di primo acchito potrebbe sembrare che invece non ha questo bisogno, ma in realtà lui, che poi viene in una famiglia sì agiata, sì di appunto in cui non gli manca niente, diciamo, in realtà poi gli mancano tutta una serie di affetti, fondamentalmente Sì, lui da base, solo. esatto. Infatti i genitori poi non esistono praticamente, la sorella. Non, esatto, Quando questa svegliamo. presenza-assenza. Esatto. Ma tu vi conoscevate già con Andrea e Laura? No, assolutamente. Allora, io ho incontrato sia Laura che Andrea l'anno scorso verso febbraio, quando stavamo chiudendo, quando il casting si stava per chiudere. E sono andato a Milano a fare il round finale di audizioni e ci siamo incontrati lì. Eravamo accoppiati, insomma, abbiamo fatto questi Sì, 2 giorni di casting insieme, io, lei e lui, e, con 12, cioè abbiamo le 5 casting director che hanno seguito il progetto, produttori di Sky, sceneggiatori, registi, cioè era veramente un panel non indifferente. E quindi l'ho incontrata la prima volta lì e pensa che lei non parlava non parlava italiano, ah, proprio zero. Nel senso che i provini noi li abbiamo fatti, le scene lei recitava in spagnolo e noi rispondevamo in italiano. incredibile. Perché lei non parlava minimamente italiano, infatti ha fatto un lavoro pazzesco perché quando siamo arrivati poi sul set, che era maggio, quindi qualche mese dopo, fine maggio, lei parlava italiano. Sì. E veramente Ma- Dimmi tutto. no, è singolare come siete riusciti a costruire il rapporto tra voi tre, perché uno dei punti forti della serie è proprio quello, cioè, io ci ho creduto subito, insomma. Ma guarda, in realtà è avvenuto tutto abbastanza naturalmente. Abbiamo avuto la fortuna, secondo me, di trovarci fin da subito Mm. e di vivere anche nella quotidianità insieme, perché noi poi quando abbiamo iniziato le riprese, ci siamo trasferiti a Milano tutti e abbiamo vissuto nello stesso palazzo, Ah, c'eravamo solo noi in questa casa, in ognuno aveva il suo appartamento e quindi chiaramente, tra l'altro, arrivando tutti in città, in una città come Milano, che in realtà loro nessuno. non avevano mai vissuto, ma io neanch'io. Io vengo comunque da Bergamo, in realtà Milano non l'ho mai bazzicata nella mia vita, e quindi in realtà erano anche le prime persone, chiaramente vivevamo nello stesso palazzo, quindi non solo ci incontravamo per forza, ma volevamo proprio incontrarci. Poi ovviamente eravamo gasati dal fatto di aver preso un progetto di questo tipo, quindi l'unica cosa che volevamo fare era passare tutto il tempo insieme, parlare delle scene, parlare dei personaggi, parlare della serie, parlare delle nostre vite, parlare di noi, conoscerci. Cioè, è un po' quello che accade quando hai la fortuna di incontrare persone che a pelle ti danno un'ottima impressione, con cui ci devi lavorare per 7 mesi e prendi questa fortuna di incontrare delle persone, delle belle persone con cui hai voglia di lavorare e cerchi di ottenere il meglio da questa relazione. Quindi quando secondo me siamo arrivati sul set, questa roba c'era già, cioè nel senso Ah, ok. loro, anche perché tra l'altro noi le prime scene che abbiamo girato credo che siano state, se non mi ricordo male, uno dei primi giorni abbiamo girato una delle ultime scene del 4º episodio, che è quando termina la prima regia, no? E quindi già si Già richiedeva un certo eravate... livello di relazione, di intimità, di complicità, no? Tra i personaggi. E devo dire che quando noi siamo andati a girare, almeno la sensazione interna sul set nostra era che fossimo già a buon punto da quel punto di vista, perché ci eravamo già conosciuti e chiaramente eravamo curiosi di scoprire tutte le altre cose che poi i personaggi ci avrebbero fatto scoprire. Però da quel punto di vista è stato proprio bello lavorare con Andrea e con Laura, perché poi sono delle belle persone, è stato bellissimo. E quindi questo ha aiutato Siete rimasti sicuramente a amici? informare. Siete Scusami, non rimasti, ti ho sentito? siete rimasti amici? Certo, assolutamente. Infatti adesso ci siamo sentiti l'altro giorno, qualche giorno fa, appunto perché, insomma, chiedendoci come andava, come non andava, se eravamo gasati per l'uscita della serie. Insomma, e chiaramente questa cosa ha aiutato tantissimo, perché Bea, Ludo e Madi sono 3 personaggi che sono veramente, non so
che il loro trio, il loro gruppo è completamente è a sé stante ed è isolato in realtà, è calato in una realtà, ma è talmente assoluto, no? Alla fine blocca una storia di un amore che è veramente forte, che ti prende proprio un po' alla sprovvista anche e che ti rapisce in qualche modo. E quindi il loro rapporto è simbiotico. Ed è un rapporto simbiotico a tre. Quindi non è proprio, cioè, rappresenta secondo me delle difficoltà ulteriori, anche dal punto di vista attoriale, intendo, in questo caso, non necessariamente dei personaggi. E quindi chiaramente questa era una cosa, cioè meno male che andavamo d'accordo, ecco questo Esatto. dico perché... Sarebbe stata difficile. Ma cosa hai pensato la prima volta che hai letto la sceneggiatura? Ho pensato lo devo fare. Sinceramente la prima volta che ho pensato, quando ho letto la sceneggiatura, ho detto lo devo fare. Perché era troppo il modo in cui... Ma calcola che io ho fatto il provino... Era a Londra quando ho fatto il provino iniziale per Blocco 181. Era l'ottobre 2020. Quest'anno è 22, sì, ottobre 2020. E ho fatto un self-tape. Era un self-tape, era a Londra, era a casa mia a Londra, e mandato questo self-tape. Quando ho letto la sceneggiatura, ovviamente non c'era ancora la sceneggiatura, era la sinossi, c'erano le scene e c'era insomma appunto la sinossi di quello che sarebbe stata la serie. Il modo in cui mi era stata presentata era il pitch, diciamo, era un Romeo e Giulietta gender fluid, contemporaneo, ambientato a Milano. Che così effettivamente, voglio dire, è sicuramente intrigante, no? Incuriosisce. E poi ho letto le scene e ho visto questo personaggio e mi è sembrato... quando ho letto le scene e quando ho cercato di fare Ludo, mi è sembrato proprio un personaggio che avevo voglia di raccontare, di vivere, di scoprire. E quindi è stato bellissimo, oltre al fatto che era appunto un'opportunità bellissima per me e che arrivava anche in un momento perfetto, in un momento anche in cui avevo bisogno che arrivasse qualcosa del genere, perché comunque mi ero diplomato l'anno prima alla Central a Londra e poi dopo c'era stato il Covid, quindi c'era stato un anno abbastanza difficile come per tutti, no? E quindi è arrivato anche... Però ho fatto il self-tape a ottobre 2020 e poi quando fai self-tape sono sempre un po' una... Boh, a me non piace molto fare i self-tape perché poi dopo se vai a fare un provino non ti devi riguardare banalmente, no? E quindi non devi cercare di capire tu qual è il take migliore che hai fatto e qual è la roba che vale la pena essere mandata, no? Lasci, grazie a Dio, come dovrebbe essere, il giudizio agli altri e a qualcun altro. Nel caso del self-tape è un po' più impegnativo da quel punto di vista. E penso che però, e quindi a me capita personalmente raramente di mandare un self-tape in cui dico ah, no, cazzo, spaccato, oppure, cioè, no, molto mai. Però nel caso di Blocco, quando ho mandato il self-tape, siccome poi avevo fatto anche un self-tape in cui avevo fatto più di quello che mi era richiesto, fondamentalmente, no? Sai, secondo me, considerando che chissà quante persone avranno visto per questo personaggio, si cerca... anche strategicamente è bello e anche interessante proprio come attore trovare delle cose, no? Le cose non scontate, cosa posso fare di diverso, cosa posso... E quindi mi ricordo che avevo fatto anche un self-tape un po' con anche un punto di vista registico quasi sulle scene e ho detto, vabbè, cavolo, cioè, posso essere soddisfatto, cavolo, per una volta posso essere soddisfatto di aver mandato qualcosa che reputo... Non ho sentito niente fino a gennaio, quindi io penso che è stato tipo, l'ho mandato il 20 ottobre ho mandato il self-tape e penso che intorno al 20 gennaio si sono Per tre fatti sentire mesi? scarichi e fatti sentire. Cioè che in genere per tanti altri progetti 3 mesi, cioè, sembra che è andato, capito? Cioè è finita. E quindi io, poi chiaramente ci speri sempre, quindi era un pensiero che tenevo nella mia mente nascosta, recondito, chiuso in un armadietto, però poi dopo il 20 gennaio si sono fatti vivi e hanno detto vorremmo vedere Alessandro per il provino finale di Blocco. Poi da lì sono passato poi da lì ho incontrato Laura, insomma. E cosa hai pensato lì? No, io ho pensato, quando mi hanno detto vogliamo vedere Alessandro Eh. ho pensato non devo fare cazzate, non devo mandarla in vacca e quindi devo prenderlo. Questo ho pensato. Sei riuscito, dai.
poi esatto, grazie a Dio, ero contento ovviamente. E poi tra l'altro ero in Italia già all'epoca perché stavo girando Blanca, che è una serie che è andata sulla Rai questo inverno, credo. E quindi ero già in Italia e tra l'altro poi vedi le cose, ero a Genova a girarla e poi dopo Genova è stata una delle location l'unica location che noi abbiamo incontrato durante le riprese di blocco. Sono quelle cose che in realtà poi sono solo pure coincidenze che però danno un po' più di magia anche alle cose che succedono. Esatto. Senti, tu hai girato anche La Tamburina e i Due Papi, una grande scena con Jonathan Pryce. Cosa ti sei portato via da quelle esperienze internazionali con un set totalmente diverso? Cioè a Tamburina c'era Florence Pugh, grandissima, Michael Shannon. Io allora mi sono portato dietro? Innanzitutto i set internazionali, vabbè, quei 2 set internazionali, perché io ho lavorato su quelli, io sono arrivato proprio, cioè, in punta di piedi, e cercando come un bambino contento a cui era stata data una possibilità grandissima e cercando di imparare il più possibile. Tra i due il primo che è successo è stato The Little Drummer Girl, che è appunto La Tamburina. E prima ancora di sapere chi fosse nel cast, che cosa sarebbe stato, sapevo che era diretta da Park Chan-wook. E quindi già anche solo quello lo sapevo, lo sai capito dai provini. Mentre fai i provini sai già che quello è il regista, no? Quindi già quando sapevo che quello era il regista, già solo per fare un provino del genere io ero felice. Poi chiaramente quando poi ho scoperto che ero stato preso e che sarei effettivamente dovuto andare a Londra, poi abbiamo girato a Londra, Praga, in Grecia, è stato meraviglioso. E poi un set, io vivo a Londra, ho studiato a Londra e quindi ho un debole, no? Come si dice, un soft spot per in generale le produzioni internazionali, per l'inglese in generale come lingua, anche come lingua della recitazione, come lingua da masticare. Perché mi piace tantissimo anche la possibilità, cioè anche recitare in un'altra lingua che non è la tua, cioè che non sei madrelingua, nonostante tu possa o meno parlarla bene, non è la lingua con cui sei cresciuto, non è la lingua con cui hai vissuto, non è la lingua con cui pensi, no? E con cui hai sempre pensato. E quindi secondo me la cosa interessante è che da attore, dico, che pensare in un'altra lingua, che ragionare in un'altra lingua, che dire parole in un'altra lingua, hai un processo secondo me mentale completamente diverso che fa dei percorsi diversi, no? E quindi forse a volte, questo è sicuramente una percezione mia interna, no? Mentre faccio il mio mestiere, però ti fa fare dei percorsi diversi, no? Dei percorsi non scontati, quindi magari più interessanti, meno cliché, meno scontati. Sì. E quei set lì sono stati una palestra incredibile e sono stati veramente un'esperienza che ancora adesso di pensarci non mi sembra che sia successo. Cioè, infatti, ogni tanto mi devo ricordare. Poi anche Jonathan Pryce, diciamo, avere davanti Jonathan Ed Pryce. anche Jonathan Price. E grazie a Dio che avevo qualcosa da dire con Jonathan Price, perché avevo già girato The Little Drummer Girl e quindi mi ero messo a parlare appunto The Little Drummer Girl. Lui conosceva tutti quelli con cui avevo girato, tutti della crew, chiunque, e quindi almeno avevo anche qualcosa da dire ed è stato bellissimo. Ma anche sul set di The Little Drummer Girl con Florence Pugh, che è secondo me una delle attrici migliori del momento, e tra l'altro era un momento in cui lei non era ancora Florence Pugh. Io l'avevo già vista perché avevo visto Lady Macbeth che era già uscito e avevo detto che questa era pazzesca, ma non era ancora Florence Pugh che conoscono tutti. E quindi mi ricordo che eravamo in Grecia tra un take eravamo sulla spiaggia a mangiare tzatziki insieme e poi io molto timidamente le chiesi ma adesso che finisci The Little Drummer Girl, c'hai altri progetti, insomma, come cosa succederà? E lei fa, no, sì, c'ho qualcosa che bolle in pentola, però dai, vediamo, insomma. E quello poi sarebbe stato l'anno in cui poi dopo ha preso tutto quello che ha fatto. Era Piccole Donne, non aveva fatto Piccole Donne. Esatto, Little Women di Greta Gerwig,
e poi tutto quello che poi dopo ha Thomas, fatto. Esatto, Marvel, mica sì, Marvel. bellissima lei. Sì, è fortissimo. Poi è una persona fantastica, che è ancora, che è bellissimo quando incontri qualcuno che è un attore pazzesco e poi anche una persona... Sì. Ma chi è il tuo mito attoriale? Queste sono la tua domanda preferita. Chi è il tuo mito, cavolo? Allora, è una domanda difficile comunque, eh? Fai bene a chiederla, però è una domanda difficile a cui rispondere veramente, perché ci sono... Io sento che un po' i miei miti cambiano Mm. Sì, a esatto. seconda del periodo, a seconda del momento, a seconda di quello che vedo, che leggo e consumo, secondo me. In questo periodo, per esempio... vabbè, una l'abbiamo citata, Florence Pugh, sicuramente. Ti parlo sì magari anche di quelli presenti, no? Perché quelli passati sono i miti collettivi, sono i miti di tutti, Cioè, sono i tipo Al miti... Pacino, Brando, questi qui. Ma sì, ma anche italiani, Gian Maria Volonté, Mastroianni, Marinelli, per citare uno che è vivo e vegeto, però vabbè, sempre anche italiano. E invece sto pensando recentemente che cosa ho visto. Un attore con cui sono un po' in fissa recentemente, Josh O'Connor, Ah, che ho grandissimo. Ti visto assomigli un po' tu a Josh O'Connor. molto bene, ti ringrazio. È qualcosa. E Josh O'Connor che ho visto, la prima volta che l'ho visto credo di averlo visto in God's Own Country, film Sì, ambientato nella Inghilterra rurale, sì, di sì, una che storia poi in d'amore, Italia è eccetera. uscito 2 anni dopo dall'Inghilterra, ha fatto un percorso diverso, grande film. Esatto. E poi l'ho visto però in una rappresentazione di Romeo e Giulietta del National Theatre. L'ho visto là, non l'ho visto purtroppo, no, non credo che l'abbiano fatto però al National Theatre. È un progetto che hanno fatto durante la pandemia, Eh, era al National Theatre at Home e quindi lo vedevi da casa con Jessie Buckley, che è un'altra attrice meravigliosa, è grande cantante pure. pazzesca, Canta anche grandissima cantante, sì, esattamente. Lei tra l'altro ha fatto, credo che sia stata scoperta in un modo un po'... Lei è stata scoperta perché ha fatto un concorso canoro in Ma infatti perché lei Inghilterra. mi sa che viene dalla musica proprio, e poi va a Eh, recitare. Lei ha fatto un concorso canoro che era, adesso non vorrei dire delle cazzate enormi, però mi sembra che fosse Andrew Lloyd Webber, che curava Ah, questo concorso canoro, e non ha vinto questo concorso canoro, ma lui si era talmente innamorato di lei, nel senso che ha detto tu sei pazzesca, avrai che l'ha sponsorizzata. Quindi poi lei ha fatto la Rada, che le ha sponsorizzato lui a Londra, e poi da lì ha preso il volo. E adesso recentemente, tra l'altro, era in scena a Londra con Cabaret, una cosa così, con, una cosa da con, niente. con Eddie Redmayne Ah, ho in visto le ruolo immagini, bellissime. Eddie Redmayne, Jessie Buckley, diretto da Rebecca Fracknow, che è una regista di teatro fortissima, fortissima. E quindi e lì Jessie Buckley con, come si chiama, Josh O'Connor ha fatto Romeo and Juliet al National Theatre Home. E quindi loro sono... mi piace un po' cercare, no, dei giovani Miti attori del contemporanei. momento che stanno facendo delle cose belle, perché anche vedere, è bellissimo, tutti abbiamo dei miti storici, imponenti e giganti, però è anche interessante vedere come invece le future leggende crescono e fanno, e quali sono le scelte, perché sono più realistiche anche, no? Per me è più facile rapportarmi, o non che abbia la necessità o la voglia di confrontarmi necessariamente con altri, con loro, però sicuramente, no? Per prendere esempio, per prendere delle suggestioni dal loro percorso, dalle loro scelte di carriera. È molto interessante secondo me vedere quello Sì, che combinano. è vero. Anche le scelte che fanno gli altri spesso, no? Sono un Eh, indicatore. soprattutto. Senti Alessandro, invece con Salmo com'è andata invece? Tu eri un fan prima, o conoscevi o normale?
Allora, conoscevo nella misura conoscevo la musica di Salmo, non l'ascoltavo, diciamo, regolarmente. Ovviamente poi quando ho saputo che avrei fatto la serie con Salmo sono andato a prendermi tutta la discografia di Salmo, quindi adesso sì, lo ascolto. È stato bellissimo girare con lui, tra l'altro Maurizio, perché poi dopo sul set mi si faceva chiamare Maurizio, no? Mauri, e non Salmo, perché giustamente ci teneva, no? A mettere a fare la distinzione, che non era il rapper Salmo famoso che arrivava a fare una roba, no? Era lui, Maurizio, e è stato molto bello girare con lui, perché anche con ha una qualità molto particolare, secondo me, che non è facilissimo trovare in tutti gli attori, che è molto essenziale ed è molto in ascolto. Che è la cosa, secondo me, una delle cose più importanti, no, del nostro mestiere, essere in ascolto dell'altro. E questa qualità io la ritrovavo sempre sul set con lui. E poi era bello perché lui era proprio quindi era in ascolto mentre era nella scena e stava interpretando il suo personaggio che si chiama Snake, ma poi era in ascolto anche tra un take e l'altro, no? E si confrontava e chiedeva e voleva sapere come poteva fare delle cose, come secondo me è bello fare, no? Su un set con degli attori con cui ti trovi. Ed è bello, no? Confrontarsi e chiedersi delle cose a vicenda. E quindi è stata un'esperienza bellissima da quel punto di vista, perché veramente ho trovato un attore con cui è stato bellissimo recitare. Esatto. Senti Alessandro, adesso non resta che vedere Blocco 181. Grazie mille. Quando torni a Londra? Torno questo sabato. Oggi è mercoledì. Torno sabato. Sono qui in Italia per una roba di lavoro. Dovrò scendere a Roma in settimana e poi torno a Londra. E poi tornerò, insomma, tornerò adesso, credo oggi, esatto. nel futuro. Esatto. Diciamo così, come questa settimana qua. Esatto. Come Marty McFly, stai proiettando. Esatto. Esattamente. Dai, grazie mille Alessandro e complimenti ancora per il tuo. Grazie a te, Andrea. Grazie. Presto, ci vediamo a Venezia l'anno prossimo. Assolutamente, speriamo. Ciao.